Le prove del Mose e le bocche di porto di Malamocco? Un bluff del tutto inutile. Così il massimo esperto in materia di idraulica e idrodinamica, spiegandone le ragioni. Perché la prova è stata condotta in una condizione di marea particolarmente favorevole, inquadratura, quindi sostanzialmente quello che si è visto è che queste paratoie si possono alzare dal fondo. Abbiamo riverificato ancora una volta a Venezia che il principio di Archimede vale. Come dire, scoperta dell'acqua calda. Per capire infatti l'efficacia del funzionamento del Mose, a detta del geologo, le prove sono da replicarsi soprattutto nelle condizioni meteorologiche che generano l'oramai nota acqua granda. Io credo che queste prove debbano essere assolutamente ripetute in condizioni in cui c'è stato di mare particolarmente sostenuto e soprattutto c'è una marea sostenuta e quindi si determina tra laguna e mare una differenza di livello significativa. Il Mose difficilmente sarà in grado di difendere Venezia dall'acqua eccezionale, anche perché soltanto a pochi è dato sapere come effettivamente funziona. Molti criticano la soluzione che è stata adottata, ma non c'è stato modo di fare diversamente perché il Consorzio Venezia Nuova si è sempre considerato autoreferente, depositario di tutte le conoscenze, delle migliori soluzioni. Se quella che è stata realizzata sia la migliore soluzione, lo dirà la realtà.